L'estate volge ormai al termine, ma i lavori al San Francesco di Rapallo sono ancora in corso a causa di alcuni problemi. I ritardi fanno slittare la chiusura dei cantieri. L'Arcidiocesi di Genova in prima linea per il sostegno delle famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi. Una cinquantina ad oggi le persone a cui è stata data una prima sistemazione. Il comandante dei Carabinieri Michele La Stella saluta Chiavari dopo 4 anni, calati i furti in appartamento e le truffe ad anziani e il bilancio del lavoro coordinato dal Maggiore. Rientrati a casa i cresimati della diocesi di Chiavari pellegrini a Roma, nel cuore un bagaglio di incontri, condivisioni e amicizie. Domani sera speciale Noi Chiesa con immagini e interviste. I ragazzi delle parrocchie della Val Graveglia e il mese insieme a Levi, protagonisti della puntata di Estate Giovani, in onda questa sera su Telepace 1. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. In apertura andiamo a Rapallo. Si sarebbero dovuti concludere entro la fine di agosto i lavori in prossimità della foce del torrente San Francesco, ma a causa di problemi di diversa natura i tempi sono destinati ad allungarsi notevolmente. Facciamo il punto con l'assessore Arduino Maini. Non sono completamente soddisfatto dei tempi, perché in partenza ne contavamo di poter riaprire il lungomare a fine settembre, invece ora sto aspettando il cronoprogramma della ditta per conoscere che tempi mi daranno. Stiamo valutando con attenzione la situazione perché sicuramente la viabilità interrotta sul lungomare comporta dei problemi. Aumentano così i ritardi per la chiusura del cantiere in prossimità della foce del torrente San Francesco a Rapallo. I lavori, iniziati i primi giorni di aprile, si sarebbero dovuti concludere entro la fine dell'estate. In realtà i tempi sono dilatati a causa di alcuni determinati problemi. L'intervento è notevolmente complesso perché ha comportato uno spostamento delle tubazioni principali del gas metano che alimentano tutta la zona levante e questo chiaramente ha dovuto essere eseguito dalla ditta che ha la distribuzione dell'appalto, della distribuzione del servizio, fermando il cantiere perché non si poteva lavorare. Ci sono stati poi dei problemi di interferenza con delle tubazioni della fognatura che non erano chiaramente indicate nel progetto, per cui anche lì c'è stato un ritardo. Ora pare che i lavori siano ripresi, aspettiamo di conoscere quando la data di posa in opera è la parte più spettacolare dell'intervento, delle travi che dovranno sorreggere la nuova viabilità. Sono travi a campata unica di 24 metri di lunghezza e di conseguenza sarà molto spettacolare la posa in opera di queste travature. Attualmente ancora non si conosce la data effettiva di chiusura dei lavori e i problemi in vista del futuro non sembrano diminuire. Quando riapriremo la viabilità sul lungomare i problemi si saranno trasferiti in parte su Corsa Sereto perché dobbiamo chiudere l'altra direttrice, per cui l'unico modo di collegamento tra Rapallo e Chiavari sarà passando sul lungomare per tutti i mezzi, camion compresi. Torniamo ora a parlare dell'emergenza legata al crollo del Ponte Morandi a Genova. Si sono riuniti questa mattina i tecnici del gruppo Cassa Depositi e Prestiti insieme a quelli di Regione e Comune per definire le misure immediate di pianificazione a sostegno delle infrastrutture, della mobilità, delle imprese e del comparto immobiliare. Questo per far fronte appunto alla situazione di emergenza. 4 i tavoli individuati, finanziamenti ad enti pubblici, interventi a favore di imprese e famiglie, ma anche per il settore immobiliare e per quello infrastrutturale. Quest'ultimo tavolo coinvolge anche i rappresentanti di altre importanti società come Terna, Snam, Ferrovie dello Stato, Ansaldo Energia e Fincantieri. E non si ferma l'impegno della Chiesa genovese nel sostenere le famiglie e le persone coinvolte dal crollo. Sono una cinquantina al momento le persone colpite a cui la Diocesi di Genova ha messo a disposizione una sistemazione. Una gara di solidarietà che si affianca e si integra con quella messa in moto dalle istituzioni. Importante anche il lavoro di sostegno morale che le parrocchie stanno portando avanti per famiglie e minori. A coordinare tutti questi interventi su delega diretta del cardinale Angelo Bagnasco è Monsignor Giacomo Martino. Lo abbiamo intervistato. Che numeri avete adesso? In questo momento noi abbiamo fatto l'accoglienza di una cinquantina di persone. Immediatamente, 40 minuti dopo il disastro, la Curia di Genova ha messo a disposizione 120 posti in emergenza che si devono trasformare in case. Concretamente il Cardinale ha dato disponibilità di tutte quelle canoniche che non sono utilizzate per 12 mesi,
così anche molti fedeli laici sono pronti a dare in comodato d'uso gratuito delle case che magari servivano per dare un complemento al bilancio familiare. Una presenza che si affianca a quella delle istituzioni, si integra a questa? Assolutamente sì, è un lavoro d'insieme, non c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, le istituzioni hanno veramente lavorato senza parti politiche e senza polemiche e questo per noi è stato veramente un motivo in più di lavorare serenamente, unicamente avendo tutti insieme l'obiettivo di aiutare queste famiglie. Una vicinanza che si manifesta anche nell'animazione dei ragazzi, il gruppo scout, l'azione cattolica si è messa a disposizione, si è messa in gioco per fare questo. Sì, decisamente, ci sono poi tante cose a cui uno normalmente non pensa, c'è il doposcuola, c'è appunto una sorta di oratorio pubblico che viene aperto dall'Azione Cattolica e dalla GESCI, c'è anche la disponibilità della Caritas per esempio di trovare dei posti dove poter mettere le proprie cose che sono nelle case in attesa o che le case vengano liberate o comunque vengano ricostruite. Chi avesse ancora voglia di mettere a disposizione spazi, tempi, a chi rivolgersi, come può fare? Direttamente in Curia hanno il mio numero di telefono, c'è una posta elettronica, quella della Curia, che è dedicata a questo tipo di emergenze, tutte le richieste di disponibilità mi vengono girate e le vaglio insieme al Cardinale direttamente. Rimaniamo in tema, anche l'Associazione della Proprietà Edilizia, Confedilizia di Genova, si mobilita per l'emergenza sfollati. È stato attivato un conto corrente dedicato alla raccolta fondi volontaria, la cui somma sarà devoluta al Comune di Genova affinché lo stesso possa utilizzarla per far fronte alle spese più urgenti che riguardano la gestione degli immobili destinati a chi è rimasto senza una casa. Tutti i dettagli e i dati con il codice IBAN e i dati della banca sul sito di Confedilizia, ma anche sul nostro sito, lo vedete, www.teleradiopace.com. Nella causale dovrà essere indicata la dicitura Confedilizia per Genova. Torniamo ora sul Levante Ligure. Il comandante dei Carabinieri Michele Lastella lascia Chiavari dopo 4 anni di servizio. Tra pochi giorni il trasferimento al nucleo investigativo di Cagliari, tra i più prestigiosi di tutta Italia. Uno scatto di carriera per il maggiore dovuto anche agli ottimi risultati ottenuti. Tra questi l'abbassamento del numero dei furti, soprattutto in abitazione. Lo abbiamo intervistato. Che bilancio può trarre di questi 4 anni vissuti nella caserma di Chiavari? Siamo riusciti a lavorare intensamente, riuscendo a portare dei risultati soddisfacenti sicuramente. Siamo arrivati ad arrestare in questi 4 anni circa 200 persone, a denunciarne migliaia, a controllare decine di migliaia di persone nei nostri servizi quotidiani di controllo del territorio. E inoltre, dato secondo me anche molto importante per la cittadinanza, siamo riusciti a ridurre di circa il 20-25% il numero dei furti, soprattutto quelli in abitazione. Quali sono le piaghe più grosse di questo territorio? Come in tantissima altra parte d'Italia è quello relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti noi abbiamo fatto tantissima attività di contrasto ma anche di prevenzione in collaborazione con le scuole, proprio per evitare che i minorenni possano continuare ad incappare in questa piaga. In questi anni abbiamo parlato spesso della vicinanza dei carabinieri alle persone. Come è andata? Si sente contento di questo lavoro? Si può fare sempre meglio sicuramente, però abbiamo lavorato veramente bene anche con delle associazioni di volontariato, siamo stati vicini anche agli anziani, abbiamo creato proprio una campagna anti-truffa. Questa collaborazione continua ha fornito anche dei buoni risultati, sono leggermente diminuite appunto anche queste truffe agli anziani e siamo riusciti anche su segnalazione, così come gli avevamo indicato a queste persone che avevano partecipato a queste conferenze, a cogliere in flagranza di reato questi soggetti. Sto salutando le istituzioni anche locali, come sono state anche le collaborazioni in questi 4 anni? Ma sono state veramente ottime, abbiamo lavorato in sinergia con tutte le autorità locali, dalle altre forze di polizia, le autorità civili e militari. Quindi che c'è questo clima sicuramente favorevole che si rispecchia poi nel lavoro che abbiamo fatto nei confronti della cittadinanza.
Siamo all'informazione religiosa del territorio. Hanno fatto rientro a casa ieri in serata i partecipanti al pellegrinaggio dei Cresimati a Roma. 3 giorni intensi durante i quali i giovani della diocesi hanno imparato che si può vivere la fede anche alla loro età, condividendo la preghiera anche con i ragazzi di altre parrocchie. La sintesi nel servizio. Disfare la valigia per scoprire che è tutto sistemato dentro al cuore. Emozioni, incontri, amicizie, il pregare insieme. È il bagaglio dei 230 partecipanti al pellegrinaggio dei Cresimati a Roma che si è concluso ieri sera con il rientro nelle proprie case. Quali sono le emozioni più forti che i ragazzi riporteranno a casa? Direi quella che è bello credere anche alla loro età, che è possibile credere e condividere l'esperienza con dei loro coetanei anche al di là dei confini della loro parrocchia. Sostenuti da 2 colonne della chiesa, Pietro e Paolo, i ragazzi hanno camminato tra incontri e riflessioni, condividendo i momenti e pregando insieme. Hanno rinnovato la loro professione di fede prima del grande saluto di Papa Francesco all'udienza. I partecipanti all'incontro estivo per i seminaristi e i cresimanti di Chiavari e di Lucca, accompagnati dal loro vescovo. Io c'ero già stata a Roma, però comunque è stata una bellissima esperienza che abbiamo vissuto con i nostri amici. Sicuramente è un'esperienza molto importante per me, sono ragazzi che ho imparato a conoscere nel tempo, a cui voglio davvero molto bene, che mi hanno insegnato tanto. Questa esperienza inoltre è stata molto bella anche per le testimonianze che ci sono state date, che sono importanti sì per i ragazzi ma anche per me. Aver visto il Papa da vicino è la prima volta anche per te? Sì, a parte una volta a Genova quando era venuto l'avevo visto e è stata una grande emozione comunque. Al rientro in curia, Monsignor Tanasini si è detto contento per l'esperienza vissuta dai giovani e ha ricordato il suo personale saluto con il pontefice. Facendo riferimento all'incontro dell'anno scorso, ho detto quest'anno le porto 230 ragazzi, sono molti più dell'anno scorso, e la ringrazio di avermi portato questi ragazzi e ho visto i ragazzi davvero contenti. Prosegue il nostro viaggio tra i ragazzi che dedicano una parte delle loro vacanze ai campi estivi parrocchiali. Questa settimana la rubrica Estate Giovani ci porterà a Montemoggio con i giovani delle parrocchie della Val Graveglia e a Levi per il mese insieme. Ne vediamo un'anticipazione. Qual è il tema del campo? Il tema del campo che sta accompagnando i nostri ragazzi è il tema del sogno. Un tema del sogno un po' in senso ampio, nel senso che stiamo guardando come Dio ha un sogno su ciascuno di noi, come l'ha avuto nei personaggi che troviamo, incontriamo nella scrittura, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Ci sono tanti personaggi a cui Dio ha affidato un po' un sogno di bene e da quel sogno i personaggi si sono messi a camminare, hanno preso in mano la vita. Magari abbiamo incontrato oggi Giobbe, sono andati un po' in crisi, non hanno bene subito capito cosa fare, ma poi hanno aperto il loro cuore alla presenza di Dio e sono andati avanti, hanno fatto qualcosa di bello e di grande. Quest'anno abbiamo scelto come tema di affrontare gli elementi naturali, 4 elementi: acqua, terra, fuoco, aria, e le squadre portano ognuna uno di questi nomi degli elementi. Ogni volta abbiamo affrontato, ogni settimana, nelle 4 settimane abbiamo affrontato un argomento per settimana sostanzialmente, ecco, un tema per settimana, un po' riconoscendo quello che è la preziosità del creato, ecco, sostanzialmente attraverso anche un po' le informazioni, la preziosità, anche il dono che questi elementi portano alla nostra esperienza, alla nostra vita, anche quanto li conosciamo, quanto li rispettiamo, quanto ne abbiamo consapevolezza della preziosità di questi elementi. I was the one to judge. You said you had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see.
Vi ricordo l'appuntamento con Estate Giovani questa sera alle 21:10 sul canale 15 di Telepace. Ora la rassegna stampa, vediamo i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Prima pagina di Avvenire, le voci dall'orrore, emergono le storie di violenza dei salvati della Diciotti, mentre dal paese africano arrivano nuove conferme ai video shock. I profughi eritrei venduti, abusati e torturati, l'appello degli schiavi in Libia salvatici. Intanto oggi un summit e l'Italia chiede sbarchi a turno per i migranti. In foto, spiagge inclusive, finalmente disabili al mare, la prima estate di tanti lidi attrezzati. Per la politica, scontro con l'Unione Europea e Macron, lite sul taglia pensioni, l'Europa minaccia sanzioni, Parigi replica a Salvini, intanto la maggioranza è divisa. A Genova, blitz al Ministero, presi tutti i documenti, la finanza a Roma, il ministro Toninelli fare chiarezza, spunta una lettera di Autostrade che diceva non è sicuro il ponte. E noi messi alla prova per uscirne più grandi, l'omelia dell'arcivescovo Bagnasco alla Guardia, interessi imperdonabili. Tema che ritroviamo sulla prima pagina del Secolo XIX, il ponte di Piana vicino all'intesa, Autostrade e Fincantieri pronte a sedersi allo stesso tavolo. La società di Castellucci incontrerà l'architetto, oggi vertice in regione. Nelle pagine del Levante, la cronaca, Rosa Maria non si è accorta che il suo Stefano la stava uccidendo, l'omicidio e suicidio a Camogli, il medico legale Fossati, la donna colpita alla nuca, la conferma dell'autopsia svolta ieri sui congi Martini. Disturbano passanti, allontanati per 48 ore 6 turisti molesti, a Sestri Levante, identificati lunedì pomeriggio nei giardini Mariele Ventre, per loro scatta il divieto di tornare in città per 2 giorni. E poi abbonamento unico MT-ATP, costerà 70 euro invece di 94, dal 1 settembre tariffe scontate per i ticket annuali. E poi a centropagina i ragazzi della diocesi e i selfie con Francesco, emozione in Vaticano. Ieri l'udienza con il Papa e vediamo le foto di alcuni ragazzi che si sono fatti immortalare con Papa Francesco. Infine a Lavagna, Dattiglio saluta Lavagna, il commissario se ne va, a governare Massa resta la commissione straordinaria con Parente e Serra, non ancora noti il nome del sostituto e la data dell'insediamento. Per consentire lavori di regimazione delle acque, la città metropolitana di Genova ha istituito un senso unico alternato sulla provinciale 23 della Scoglina nel comune di Lorsica. La viabilità sarà regolata con un semaforo mobile, l'impianto sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 a partire da oggi e fino al 21 settembre. I lavori saranno eseguiti dalla Sedilmar di Carasco. Ora ci spostiamo in redazione dove è pronto Andrea Capitani con gli ultimi aggiornamenti. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Ancora lavori pubblici perché proseguono a Chiavari gli interventi di messa in sicurezza delle condotte idriche sotterranee. Lunedì prenderanno il via i lavori di pulizia dei canali di scarico delle acque meteoriche di via Entella nel tratto compreso tra via Magenta e Corso Lavagna. Qui dalle 8:30 di lunedì fino al termine dei lavori sarà istituito il senso unico di marcia con direzione mare-monte e sarà vietata la sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli. È tutta la linea. Grazie Andrea. In conclusione ricordiamo che apre oggi Battenti l'edizione 2018 di Expo Fontana Buona. La rassegna si presenta con l'obiettivo di rilanciare in qualche modo il territorio. Gli stand apriranno al pubblico alle 15, mentre la cerimonia ufficiale di inaugurazione si terrà alle ore 18 per permettere alle istituzioni riunite a Genova per l'emergenza legata al Ponte Morandi di raggiungere in tempo Calvari. L'inaugurazione sarà ripresa integralmente da Telepace e poi proposta al canale 15 su Telepace 1 questa sera alle 22 circa. Con questa notizia si conclude il telegiornale, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.